Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, ma che è sto truzzurù, sto truzzurù? No, si parlava di lampadini, il lampadino. Parliamo di lampadini. Ciao Enrica. Pamela! Ciao, sono Enrica! Ciao Erika, Buonasera. come stai? Bene, grazie! Auguri perché ho saputo del tuo nuovo CD, sì, il tuo nuovo lavoro. grazie. Un Auguri. bacio a Franco! Sta qua. Ciao, grazie. Ciao Franco! Come Mi sono vanno le persa cose? quasi tutta Ma la che tutte cose pure a me niente, hai visto? Un Perché? bacio a Pamela, un bacio a Pamela. non bacio a Nanni. Grazie. E a Senti, Peppa. Enrica, Oh, dimmi! ma come mai tu, una personalità come te, insomma, che sei sintonizzata? Non ho capito. Sul programma di Peppe. Con questo Vabbè, ma c'è personaggio. dei signori. Ma il signor Peppe non mi Lo sapete invita! che c'è stato patrono della banca di Torro Greco, il dottore Vitelli, Vitelli, sì, quello che lo dottor so Vitelli, Eh. è un mio ascoltatore di 30 anni. Ma si chiama Peppe, ma si chiama Vitelli o è... No, devo capire, è uno scordatore. Ascoltatore, no, ascoltatore e ascoltatrice, come va già detto? Cioè dimenticano quello che voi dite. No, non sentono quello che dico, sentono. Ascoltatore! Ascoltatore e Ah, Dio ascoltatrice. buono! Pamela fai da interprete! Sì, hai capito, è perché io ho visto è un carattere molto sensibile. E, sì. guarda, è di una... Babbo ha 94 anni, signore. Beh, Poi ha un Enrica. viso di pace, hai capito? Pace bene. Enrica. aspetta, Senti, ti sente un po' malissimo, si bacia. c'è un'interferenza, aspetta. Sì, infatti Pronto? Sì. Voi mi sentite bene, vero? Adesso sì. Sono io che ho problemi con Senti, comunque se è il caso poi dopo mezzanotte e 10 ascolterà la registrazione, perché se non hai ascoltato finora ti sei perso qualche cosa di importante. Ma infatti, ho detto questo, infatti a casa di mia mamma, ho detto mi fa piacere che oggi sia il tuo compleanno, mamma, ma è caduta Auguri proprio alla, male. auguri alla tua mamma, tanti Auguri. tanti. Grazie, grazie auguroni. mille. Io ascolterò tutto dopo. Comunque Questa mi andavo musica- comunque di salutarti. Questa perché- musica è per tua mamma, senti. Grazie. Auguri a te. Come si chiama tua madre? Cira. Cira. Sì. Allora gli auguri vanno alla signora Cira. Grazie, La Pamela, sei un tanti tesoro. auguri. Senti- E gli auguri vanno anche per te. Grazie. Per una preziosissima carriera. Grazie Pamela, ti ringrazio. Ha fatto la pizza, signora, l'ha fatta la pizza rosa la mamma vostra? Ah che? La pizza rosa. Peppe, ma si La chiama torta. torta, si chiama la Ma torta. come si esprime? Vabbè, mo si chiama così, Ma signora, tu non si ti chiama fai pizza rosa. spremere proprio. Signora, noi si faceva la pizza rosa quando ero nonno e si faceva la pizza cioccolata salata quando era la Quando nascita mastico. e poi si faceva un migliaccio a carnevale. Ah, che Ma bello. il carnevale in struppola- questo caso chi era? E struffolo a Natale, Peppe, ma Che piace, cosa? quando dice struffolo, lì chiaro, mi è arrivato uno schizzo coppa a noi. che già facciamo manca nei rientenanti, che Ti già fai? cautelà, Nanni, quando dice... Ma Ya, ci vuole pasero il O non ti sto arrivando 1 milione per 2 rientri, signore. Vuole Non vale la pena. portategli 2 meloni. Estate... 1 2 milione, meloni non no, vanno guarda, niente. 1 milione, signore, 1 milione. È un melone, dai, Dice quello- a perniciolini lo L'anguria, porta. perché non gli portate l'anguria? Ah, sono Peppe, tu sfigato, andate a signore. va a fare anguria, io vai a fare l'anguria nella terra. Ah, signore, L'anguria. risposto con la bocca, come già fai? Ma come mai? Enrica, sentite che cosa abbiamo detto, no? Beh certo che ho sentito. Vai nella terra e vai a fare l'anguria, cioè a cogliere l'anguria. Vabbè. Tu lo sai che ha capito, Peppe? Che capito? Ya devo là. Guarda com'è corretto, vedi? Ha detto Signor andate Mollari- voi là. Sì, ecco il mio Signore, caffè chi da stasera. ringraziare che c'è stata voi stasera Ho accanto. capito. Sì, no, No, io- perché tante volte io lo trattengo con lo sguardo, dico signor. fermati così. Quella mi E signor. con Non- quegli occhi. Non fuoriuscire altre cose. Perché signore, tu avevo visto una mantenere, scusa. Scusate, mamma, mo. Enrica, la torta l'avete fatta allora? Signore, pure una Abbiamo brava fatto la codombrina. torta, abbiamo fatto la pizza. Hai visto? Peppe ha fatto la pizza. Niente, siamo stati bene insieme, c'erano un sacco di bambini. Vero? Infatti adesso i miei non ne vogliono sapere di andare a letto. Ho detto, Signore, ma qualche comunque volta che andiamo. vi servono i bambini, tengo tanta nipote. No, grazie, no, Dei grazie. bambini. Sì, mi servono pure i miei. Vabbè, signore, in caso di occorrenza. Ah, ecco, in caso di... Volevo dire una cosina a Franco. Signora, Dimmi. Franco, signora, scusami sapete- tesoro, io ho da farti, so che è una cosa antipatica di fare delle richieste. No, No, è bello. Però c'è mio marito che, insomma, tu piaci moltissimo a mio marito, da una vita. Grazie. Non ho avuto mai l'opportunità di potertelo dire.
E quindi te lo dico io intanto perché lui sta cercando di mettere a letto il bambino che non vuole dormire. Poi voleva sentire se era possibile da te Malinconia d'amore. Ma certamente. Va bene. È possibile? Anche solo un pezzetto, Franco. Senti Enrica, noi venerdì prossimo Sì. Cano facciamo... bonita, visto una No, no. adesso volevo anche dirti che venerdì non sarò presente perché tengo uno spettacolo con Franco Cipriano. Ha già avuto la grazia. Dove? Abbiamo uno spettacolo a Caserta, a Tuoro, una frazione di Caserta, salendo Caserta Vecchio, un posto carino. Bello, sì. Magari se puoi venire con Nando mi farebbe piacere. Insomma. Ma come no? E speriamo che Ippolito, anzi con la raccomandazione da parte di Nando, se No, ma Ippolito ci lascia venerdì no, libero. venerdì non vabbè, potrà no. venire perché ci avrà le prove. Lei. Quando si paga? Vabbè, ma la sera. Quando si paga? Venivo pure noi. Quando? Quando si paga? Ma insomma il pullman per andare arrivare a casa. Dopo ci pratica la scoppola, aspetta. Allora ci veniamo Ma da voi per tutto, non parliamo venire, di scusatemi, Scusate, voi, ma noi per venire qua voi- ma poi a 400.000 lire. voi per Tu puoi- venire da noi quando vi pigliate? Signora, ma guardate, io non lo so, io... Ma voi che prendete per venire da noi? Io signore, io mi piglio pieno le pelurie capo che mi spazzere il mio zambuino. Secondo me Pamela, senti, tu con quei tuoi occhioni che hai, no? A Don Beppe stasera stai facendo sta male, perché vuoi che no? Signora, solo O l'occhio. sente che non riesco. Signore, tiene una bocca. Lo Tiene una so. bocca, signore, che io non lo posso dire che mi pare, signore. È vero o no? Faccia degli occhi stupendi, Signore, Pamela. dicesse, ma non lo posso dire, ma certo Dici bene. Angela a quattro occhi. Non disprezzando te, che sei una no. bella ragazza. Beppe, ma rimane Ti ringrazio, Pamela, Ma ti ringrazio. che lavoro che mi Io pare. anche da lontano però ti seguo. Grazie, lo so Spesso, che spesso. mi stimi. Senti, io vi lascio la buonanotte e veramente un buon prosieguo perché penso che ne avrete per un po' ancora, no? un altro po'. Perché niente, vado a mettere a letto i pargoli, poi ascolto la registrazione. Enrica, Ok. Enrica, se i bambini non vogliono dormire, Come devo fare, Nando? Dammi e un mo te lo consiglio. dico io, portali in cucina in braccio, no? Gas. In braccio, apri 5 minuti il gas, Ma che faranno un cattivo che sonno sei. tranquillo e non c'è neanche garanzia di un risveglio. Bene, ascolterò questo consiglio Non è perché vero, andava scherzavo. schifo. Anzi, proprio stasera, poiché è stato il compleanno della nonna, no? Falli stare a sentire la radio a petto di Camaldoli. Ecco, infatti. Però quando Beppe dice qualche parolaccia, se lo dovesse dire, perché fino a mo non ne ha dette, allora tu o tu le orecchie. Però Ciao qualche Serena. parolaccia la deve dire, voglio, insomma, lo so che dice una signora e non si dovrebbe, però una parolaccia ogni Signore, tanto, io io vorrei vorrebbe ci Vuoi con vuole. Marisce allora? Vuoi con Marisce? Io sono sicuro che risponde male. Lui ha detto che se Pamela Paris fosse una santa, lui direbbe 100 Ave Maria al giorno in ginocchio. Poi si è innamorato della bocca di Pamela Paris. Beh, ma che la bocca che ti pare a te? Non lo posso dire. Ma lo fai pensare però, hai capito? Hai capito? Non ti Guarda, esprime, Nando, stasera stasera. È una educate, persona educatissima, Nando, guarda, Signora, con tutto ciò che tu lo stai signora, posso spronando fin dire- dall'inizio. Signora, posso dire una parola sola? Ditemi. Proprio devo dire napolitano come mi stai indallando. Voi siete una grande sciaccarona. Ah, che bello sta parola! Bravo! Beppe, ma la traduzione te la chiedo io, che vuol dire sciaccarona? Ciaciona, così vuol dire. Ah, questo vuol dire? È giusto. Sciacciona. Ma come vuoi andare tu in profondità proprio? Che vuoi sapere? Dipende, guarda Ma insomma, caso. Nando, ma Lui si perché è non ti fai espresso affari così tuoi? bene. Sta facendo un bravo comunque. Nando. Guarda che veramente. ciaccarone significa Ma aspettavo di peggio. c'ha tutto. È un ballo allora. Ma ci fai la partita di Peppa allora. Erika, Eh. non ti vogliamo tenere. Va bene, buonanotte, grazie. Allora hai Buonanotte, chiesto grazie a voi. Signora, malinconia d'amore allora. Aspetta, Sì. che sta Peppa che devo volevo aspetta. domandare, voi la bocca come ce l'avete? Oddio, non è bella come quella di Pamela. Posso dirlo io? È una ciliegina. Ma ce Grazie. la serve forse? È una boccuccia deliziosa. boccuccia deliziosa. Visto, bene. Benissimo. Insomma, non so Pamela, ma... Signora, Dite. Cioè, se tu c'hai la bocca a dette ciaccarone, la sua potrebbe essere un diminutivo. Il diminutivo qual è? una sciaccarella. Questo tra poco ci sarà la censura, È meglio che riattacchiamo. Signora, Sì. volete un bicchiere di vino? Pure le creature se non dormono, la dice vino, venite come si addormono. È vero, lo faccio subito, ok? Signora, Sì. io quando una decina l'anno passato, no? Ma avete detto a fare il bel bisir. Il che?
O babysitter, come si chiama? Ah, babysitter, Ma sì, deve criatura, se richiedono il signor Maria una bici. Babysitter. Io mi lavavo la manzo una bottiglia, vedi, ci mandavo in canna, loro si addormevano e si in e digli. Ma chi si è affidato in creatura? Signor, che succede una sera, da Maurizio, con dammi una volta sto qua. Babbo, un bacione a tutti, buonanotte. Ciao Enrica, ciao Rino, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao. Oddio mio, stasera mi sta facendo morire, guarda, te conosco a Io chiedo Ciucci scusa, da più di 20 io anni. chiedo scusa assai, signore, chiedo scusa, guardate. Scusa di A che? chi che la parola prima è una cosa troppo assai, signore, però voi siete ancora di più. Guarda, in tanti anni io non sapevo, io c'ho 90 anni, c'è ma giambare ancora, no? E io dopo 20 anni e più che conosco a Petto non sapevo chi era Signorino. Allora, Volete vedere? Volete vedere? Sentiamo no. per questa bellissima e stupenda canzone, mi ci metto anch'io perché io sono proprio impazzita per questa canzone. Allora, Bellissima. dedicata a Enrica, Rino e ai al piccoli marito Rino il marito, e alla mamma. Serena e Gianni. I bambini però dopo questa canzone andate a dormire. E a tutti gli ascoltatori che amano la voce, se ci sarà qualcuno che ama questa voce, quella di Franco Cipriani. Se fa parte di quelle persone non lo sappiamo se è Concetto. Allora pure a La Concetto, no? Concetta che sta all'ascolto. Dimmi perché mi tutte sere stiamo qua. Quanto tempo mi aspettato che poi mi vuoi contare tu malinconia d'amore ma perché aspettare in cielo chi sto cuore la verità sì è stato un capriccio a voglia perdonare ma senza passo suoi non posso stare tu compagni e tutte sei amiche e gioventù io senza amore suoi non canto più malinconia d'amore di non c'è chissà perché a lui non si affaccia più sull'ombra bassa dinta che sta oscurità tu malinconia d'amore non mi fa che aspettare in cielo chi stupora la verità tu compagni tutte sei amiche gioventù io senza amore suoi canto più malinconia d'amore di non c'è tu. Volevo ricordare gli questa autori di canzone, questa bella canzone, il bellissima. compianto maestro Sciotti, Alberto Sciotti, il maestro Iglio Maestro Iglio e Alberto Sciotti. Alberto non è Sciotti. compianto perché è sempre è sempre con noi, è questo sempre vero, tra questo è noi. vero. Avete ascoltato una interpretazione particolare di Dimmi. Franco Cipriani? Sì, passalo in diretta pure, Grazie. passalo in Grazie. diretta. Ciao Rino. Rino,
Chi sei? Sono Nando, buonasera. Nando, buonasera. Nando, volevo ringraziare Franco No, figurati. e penso che stasera abbia cantato ancora, è bellissima come L'ha fatto in esecuzione. versione più soft. piena di sentimento. abbiamo fatto una versione un po' più, diciamo... Adesso è piccolino, signore. No, è stata veramente una bellissima cosa, è Grazie. stato gentilissimo No. e ha una voce stupenda, ma ho notato che stasera, non so, ci ha messo proprio il cuore, forse dal vivo rende molto di Ma più. perché sta sì, vicino che a la testa di vicinanza Camando, lei Rino, Dimmi, Nando. posso dire al nostro pubblico in ascolto No. che- no. Comunque consigliamo domani No. sera, no, mica No, perché- è stata una telefonata di... no, ma io voglio dire una cosa mia a parte. no, signorina. Nando, No, è Rino, no signorino. Qua Nando, signor- oui. Nando, non sciupare tutto. No, Era il vabbè. piacere di ringraziare Franco Cipriani per la bellissima canzone. Grazie, di Rino, Rino. grazie. Ok? Grazie. Grazie a tutti. Buon Signorina. proseguo. Ciao Nando. Aspetta, Rino, aspetta che ci sta Peppo, se no si mette a chiagno, lui parla con te. Signorina. Mi dica. Ma voi siete piccole, E insomma. Ma se no vi chiamavano Gennaro. Perché? Pensavo che la battuta era E più come devono cattiva. chiamare, scusate? Ah già, perché Rino è il diminutivo di Gennaro, di Salvatore. certo. No, se lo dico è peggio. Tammaro. Ah, ecco, bello. Quindi è una cosa completamente Ah, diversa. voi appartenete a Schiattaburta. Scusate, Sì, no, sì. scusate, Vabbè, ma com'è Sauk? guardate che state al telefono, no, perché non bacite una cosa? Ma se avesse una cascia è morto, no per me, per amore di Dio. Non è che becca scimurto, Come? non becca scimurto. Chi l'ha detto Tammari, scusate? Vabbè, perché Tammere è un'impresa di Tammari, Borla Pulma, Borla che già Pulma, sì, sono ma una non cosa. c'entra, Vi non posso sanno. portare una cassetta di frutti al limite. Ah, caccetti e frutta. Beh, pure è buono, No, guarda. visto e considerato, parlavate di melone, pesche, vi posso... Le angurie, le vi angurie. posso mangiare o mangiarvi così, ma non con la cassa da morto. Senti, oppure Peppe, ti piacciono i loti? Che dici Peppe? Già tenga buica, Nando, te le sei chiamata tu, ci hai fatto un assist meraviglioso. Peppe, i loti, sai che cosa sono? Sono gli Avis. No, il lodo si No, doveva Beh, 1-0. si dicevano lignasante, allora va No, bene. io sono cose... È quello ottimo che è vitaminico pure il kiwi. Kiwi. E chi è, signor Chi? Kiwi, è la parola che ti ho spiegato. Peppe, quello è un frutto un po' che peloso. Che è lì peloso, C'ha la grandezza di È un frutto una... È esotico. proprio di una... quello non posso fare, di Peppe. un'albicocca, come No, un'albicocca. no, faglielo capire. Cioè la È un crisombola. frutto- È un frutto esotico. Sì, è un frutto Sì, naso. signora, mia sorella è suora. Perché? Mia sorella lo dà un frutto, però non si vede, non si usa. Sì, te ne sopra. Poi ci vuole signora, signorina, è nato signorino e moglie E di chi è nostra moro signorino, signora. voglio... Moro È signorino. morso, che chiude che lo viaggia là. Lo viaggia, no. Madonna. Ci hanno Rino, Reinando, ci hanno provato troppa gente. Scusa, ci hanno è signora. provato. simpaticissimo Don Peppe. scusa per l'attesa, sì, però No, è dobbiamo, simpaticissimo. dobbiamo considerare l'età e dobbiamo sottostare. No, Allora, no, no, è una permettete- persona squisita. Io mi chiamo Gennaro a voi perché non potrò, non potessi sbagliare, mi chiamo Gennaro. Perché io sì. vedo una persona troppo grande per i Peppe, capelli. ma se Rino viene qua, che ti da portare a te? Come? Se Rino viene qui a Radio Giolo, che ti devi portare? Non lo saggio. Che gli chiedi Porti sta una moglie? bella cosa, Anu, affidati mio. Anu, La Nutella, ah, sì. oppure Asciu, A a cioccolato. cioccolato. Rino, Va buono. sei stato gentile. No, grazie a voi, di cuore e tanti saluti anche a Pamela. Ciao, buonanotte. Va Ciao, bene, grazie. Ciao Rino, Ciao. grazie a te. Ciao. Maddalena. Ma lo passo diretto, aspettando. Hai visto come diventa C'è sta una gentile? Peppe? signora chiamata Maddalena. Maddalena, Maddalena. Maddalena, no Maddalena. Maddalena. Madda. Maddalena, Pronto? Pronto? buonasera. Buonasera, zio Peppe. Buonasera, signore, stanno cantando, parlate che cantante. Voglio parlare con voi. Ah, bravo, No, signora. bravo. Signora, parla che cantante, signore, lavate ma a me amica. Pronto? Sì? Zio Peppe. Dite, signore. Dite, signora, Zio Peppe, mia nonna tiene 80 anni. a nora vostra. Ha detto che voi gli piacete, siete un uomo di successo, ve la volete sposare. Signora, io vado a così non mi posso mai sposare, ma fa prima le prove, poverino. Io ve la faccio conoscere. Ah, ma fa prima le prove, signore. Ma che proprio? Ve la faccio conoscere. Signora, Sì.
Io va gitti quali sono che condizioni e poi voglio sapere se danno qualche pensione. Dove C'ha la scusatemi, pensione, ma c'ha l'accompagnamento, sta bene. No, no, compagnia, non vi le preoccupate. prove tecniche, Altamuro, come- Come? le prove Le tecniche, prove, signore, le prove, proprio delle prove. le provole. Sì, no, Ma le la prima prove, le notte? prove. Come? La prima notte. Ma pure sia la mattina è lo stesso. Basta che prima, signore. E quando lo vogliamo fare questo appuntamento? Signora, Pronto? io faccio ti sono signorina, allora può essere pure che si hanno seccato tutte cose. Hanno fatto spada e foto un colpo. E allora io già venire. Perciò non posso vi dare un impegno, signora. E quando vogliamo prendere questo appuntamento? Signora, quando voi dite, Dite 2 novembre, voi danni pigliate l'appuntamento, il 2 novembre è pigliato. cosa? Signora, mi sfottano, signora. Signora, Pronto? faccio fare un elenco di tutte Chi è che quelle... mi sfonte? O No, il direttore artistico. O signor artista. Ma voi con la signora state in buon rapporto tra tutti e due? Non Tutto ci è fatto rotto? mai niente, signore. Qua rotto è rotto, Ah, signore. non è rotto niente, ho Non si è capito. rotto niente, signore. Ma non si rompe, signore. C'è qualche gallina in casa, signora? Zio Peppe? Dite, Ma signore. Maitella che fine ha fatto? Perché va a fare qualche brutta fine, signore? Signore, non sbagliate. Pronto, zio Peppe? Sì. E voi la volete tradire? Signore, sentite, di non tradisce nessuno. Perché voi non abbiamo venuto e E parlando. avete detto che volete conoscere mia nonna? Ma vedi quanto me la, signore? Io mi pago e ci porto i soldi a Maitella. Ve la porto là? Signora, Ve la mi porto scusi. là? Signora, mi scusi, ma una scappatella ogni tanto ci vuole. Cosa? Una scappatella ogni tanto ci vuole. Ma perché non una scampagnata, scusate? Di là Peppo ogni tanto si scappa Io non comunque. una scampagnata. Allora quando ci vediamo? Signora, Pronto? signore, sentite. Ditemi. Pensateci buono, io mi pago, quando avete apparecchiato i soldi mi facete sapere. Pronto? Signora, No, ma sono tutti i soldi. È caduto, hai capito? Non mandi se parlare di soldi, la signora o da lei non andiamo funziona belli, cantiamo di varie canzoni, cantiamo alla crina, dice Marco Buongiorno, alla crina. Perché non ci sta più, ma che lo dice ancora? Marco Buongiorno, Perché è morto Marco Buongiorno? Tutto riceva, è vivo. No, dice ancora. Ah, ieri sera ha fatto chi lo hai, ha fatto Viva Napoli, ha fatto chi lo hai. Allora, Non so, no, è una tonalità, non si capire poi il soldo delle scarpe, no? Proviamo Napoli casa ne va. Entra dentro Alberico, io non stare là fuori. Arbenico. Ah, Peppe, come Alberico? Arbenico. Alberico. Però quando mi sono brutto troppo, guardate. Se ci sono caso coppa di chiamando, come ci sono come vi chiamate, a quando rispondesse. Cioè, come dicesse Alberico? E non avuto quando è nuovo. E sono sbarcata in terra mare chiara, 3 cumini vivascia sanità, sono 2 coppie innamorate, 2 maestre incarnacate, 2 mariti in un mare, e che capi succità. Che tavola speciale, derogata con frutti o vino, o pallone in da cantina, o compare in da cucina, che discuta che principale. E a luna che dice, si fosse ancora vero. Raggiatollo, sentite della raggiatollo che è troppo bella! Devotamente mose fa una croce, come l'usanza primi a comincia, un compare che istruito fanno prendersi in pulire, le risponde in una voce, tutta tavola, a dov'è? Rosa che si consola, questa suona che sotto luna, questa voce che viene
bella, la canzone che è Palumbella, Palumbella canzone bella. E a luna guarda dice si fosse ancora bene. Chi stia povero in amore, gente semplice e felice, chi sta in Napoli sincera, capolista se ne va. Radio gialla, radio gialla. E tre famiglie tornano a Bucanna, dopo che ha fatta via tutte e tre, a Varchetti e Cunnulea, una maestra scapuzzea, o compare parli quando Wapp erano un re. Figliola per sotto viene, cosa fanno nel sommatente, quei caralli dall'acqua e mare, l'acqua schioppa le fraglie e mare, che è manella sotto tutta argenta. E a luna guarda e dice si fosse ancora bene. Chi stia povero in amore, gente semplice e felice, chi sta in Napoli sincera, capolista se ne va. Bravissima, brava. Grazie. Ricordo per gli ascoltatori, questa è Radio Jolly, la frequenza è 92.100 MHz. Il programma è Napoletanissima con Peppe De Camaldoli, con Nando Iannuzzi, stasera con due ospiti d'eccezione, quali sono Pamela Paris con Franco Cipriani. Però sto parlando buono, non mi fa cagagliare, non mi fa parlare napoletano, sto facendo il presentatore adesso. Sì, ma io volevo che dici che stanno solo stasera, andiamo a gente si pensano che stanno pure la settimana che Magari hanno i loro impegni. Dunque il programma è anche in corso di registrazione, per cui dopo il termine di questa edizione dal vivo, che si chiama anche, oggi si chiama live. Perché live, edizione dal vivo, quindi sarà in replica per tutta la notte fino al giorno di Santa Rita, cioè fino a domani alle ore 10:30 antimeridiane. Per cui se qualcuno avesse perso il programma davanti per un motivo o per un altro, avrà la possibilità di ascoltarlo stanotte e domani mattina. La parola, ecco, come si dice, dalla sala A ho concluso la linea Peppe De Camaldoli. Quando siete bello, Hai visto, signore, quando siete bello, signore, vi guarda e mi convince. Ma non l'hai con me, Peppe? Ma me tu devi togliere di fronte a Peppe De Camaldoli. Chi lo sta pigliando ogni o poche spavencerate. E io è troppo bello. Voi senza che mi guardate, io posso dire a voi che ho cantato buono, ma che siete bella a voi non lo posso dire. Questo lo posso dire a voce. La signora tenta due cose, voi ne tenete una sola. Ti sei messo anche il fiore stasera? Ti sei messo? Sì, il fiore all'occhiello. E che fiore ti sei messo? Che fiore mi sono messo? Scusa, che fiore mi sono messo? Fior di papà. È un fiore che a guardarlo bene. Quello pare una rosa mouche stasera, qua. Nando, che cosa mouche? Questo fiorellino che sei fiore fresco. Chi sei fresca? Sì, è freschissimo. Che sia fresco non ho dubbi, guarda. Scusa, però... ma tu che fiore intendi? Che veramente fiore io di fiori ne vedo due. Allora non stai buono. E perché, scusa? Scusa, ne vedi due, questo è uno. No, io ne vedo due di fiori. Ma che fiore sono? Io vedo due fiori di latte. Ma sei sempre il solito, non c'è niente da fare. A gentile richiesta. Fiori e latte, io non sono mozzarella speciale, ma fanno fiori e latte. Hai visto? Già pazienza. Bella sciaccarona, bella. Tu sai la mia passione. Qual è la tua passione? Qual La è? devi dire tu. Che io La tua ogni passione giorno... è di cambiare un fiore ogni giorno. Bravo.
io perciò ti volevo dire, E allora? ogni giorno cambio un fiore Ogni giorno. e lo appunti in pietto a te. Questa sera alla giorno ci hai mettuto una pansetta, ma quella che dico io. Ma perché ce l'hai mettuto? Ma a te che cosa importa? Se non sbaglio l'ho capito. Meno male, va. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi solo a me? Aspetta, posso dire poco, fammi dire una cosa, fammi sentire un po'. Ci deve venire pure a me. Ah, aspetta, vedi? Così si ammoscia il fiore. Mo si ammoscia più. Beh, tu non ci azzicchi proprio, perché a te è una cosa congenita. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Vabbè, me la dai? No. E me la dai? No, Me la dai la tua panza? non te la do. Io ne tengo un'altra in petto. Fammi vedere. E la una tutte e due, guarda qua, panza è mia e panza è tua. Il ricordo del nostro amore. Il ricordo. Peppa, io non Ricordo c'è del amore. passato. Peppa, devo luce allora. Ah, che sono mio e che ricordo. Peppa, devo luce allora. Volesse morire un po' di mozzarella. Peppa, a te Adesso ne siete in due? Peppa, a te la mozzarella, facilità. Allora mi fa bene. Ma mia quanto sei bella. Stasera sei diversa dal solito. Sì. Le altre volte Mi vedi io- al contrario? Sì, ti vedevo diversamente. Stasera vedo che sei un po' diversa. Peppa, io luce all'uomo, Peppe! Ma ci metti in mano? No signore! Ti dicevo che tu sei come una farfalla. Aspettate. Che c'è? Farfalla. Fralla. Fralla. Vabbè, scusate. Diteglielo voi. Farfalla. Signora, io non posso parlare più, perché se già parla io non so che dica, signora. Perché nemmeno voi riuscite a dire No, farfalla? solo che penso alla farfalla, io non capisco niente più. Non c'è niente da fare. Fralla, no, hai detto bene. Farfalla. Farfalla. L'hai detto? E mi è scappato, che vuoi? Volete in terra? Tu sei come una farfalla, ho detto Ecco bene, così. che svolazzi intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla, con il pietto e la panzetta. Madonna, ragazzi. Ah, io divento un mamalucco. No, tu lo sei. È una canzone che fa così. Ah, Io divento un mammalucco, vabbè. poi ti bacio sulla bocca. Madonna. E diventa un tritrago. Arredo tu sparazzo. Invece un po' fa facile, ma buscare un altro. Madonna mia, facetemi arrangiare pure a me. Io vedo tutti Questo bacio che do a te. si stanno profanando. Sai che stavolta un po' iniziatamente, no, fatelo tu, invece lo fai, accostati a Pamela, addurlo poco fiore, che non porca. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, Non te la do. me la dai, Non te la do. me la dai la tua panza, Ah, no. io ne tengo un'altra in petto. Dove sta? E la unica tutte e due, panze mie e panze tue, il ricordo del nostro amore. Ah, che bella panza che hai, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. E se mi sposeremo, e sarai la mia moglietta, con amore e con affetto io bacerò la tua panza, con amore e con affetto bacerò la tua panza.
Però come voi siete una santa malamente, lo sapete? Siete una santa malamente. Chi ha fatto? Io vi dico l'Ave Maria e ci facete la grazia poi. Gesù. Scusate, Come sarebbe? non sta bene così. E tirata la voi a panzetta. Ma che vuol dire? Questo è un Che fatto le fosse là? artistico, questo è un fatto scenico. Sarebbe che la, facciamo. quando dice la panzetta vuol dire la panzella. La pansè è un fiore, Peppe. È un fatto poetico. Sì, Bello, è il proprio fiore. bello. Signor, come è fatto, sarà bello sicuro, signor. Dio santo. Questa è la canzone che io dedico sempre alla mia fidanzata Rosetta. Ave no? Maria, piena di Tu la grazia. conosci a Rosetta? Voglio abbiamo dire l'Ave Maria. La conosci a Rosetta, beh? Rosetta? Quale Rosetta? Rosetta, la mia Ah, ragazza. Ah, Io pensavo- l'amo e le do tanto affetto. A sera verso il 7 andiamo a letto, e a mattina il 7 ci porto un latte che purpetto. Ci ha giocato da bozzetta. E io non vengo a comprare il tuo Ci ha mezzo. cantato pure. Basta, non ti chiedi niente. basta. Scusate, già quando ci faccio voi, signor, scusate. Posso capire perché ridete tanto? Signore, Perché io stavo dicendo che le regalai anche il Reggi. Non ho appreso. Le regalai anche a Rosetta, regalai pure un bel Reggi maniche, perché la camicia andava lunga e mise questo. Peppo subito capisce una cosa per l'altra. No, io ho fatto la poesia presso a voi, e poi ho È detto un una cosa poetico, malamente. è un poeta anche lui, hai capito? Ma Lo tu lo sai sai? che Peppe una volta dovevi fare il regalo a Marittella. Andò in un negozio qui a Camaldo, un negozio per una specie di mercerie. Dice: signor, voglio già fare un regalo a Marittella, ci voglio regalare una bella cosa intima. Parlo italiano, no? E dice: ah, signor, che ci volete regalare? Dice: ci volesse regalare un bello reggipetto. E allora la signora dice: vabbè, ma che misura volete? La terza, la quarta, la quinta, la seconda. Ma Dice: no, che ci signor. portavi zitto là, volevo. No, dice, ma scusate, ma il tel come ce l'ha il seno? Ce l'ha a mela, a pera, non so, ce l'ha grande, piccolo. Dice: no signor, già ricere, voi direte presente un cane di caccia, il mio recchio un cane di caccia. Ah, così è te, Maritella. E che la vera c'è una questione e tenna così. Perché io dico Passarina, ci capisco. Certi signori che portano una tizia carica. Peppe, non Ma trascendere. sentite, quella è una verità, non è... La verità sai qual è? Sì. Che mo canta Franco Cipriani, questa è la pura verità. Scusate, sto fare una domanda, signora. Ditemi. Io sono italiano, la tizia italiana come si chiama? Mammella, Come? mammella. Io riesco a fuori panna. Io so che si Italiano. io so che si chiamava il Sena. Vabbè, il seno Allora se è una tizia c'è la sena, è una una sena, parte del corpo una che è sena composto sola. dalle mammelle. Vabbè, è così, no? Va Io bene. chiedo sempre Giusto, scusa. giusto. E poi si Vabbè, indossava stiamo la facendo signoria. lezione del corpo Anatomia. umano. Ah, tu hai fatto l'anatomia, Peppe? Come? L'anatomia l'hai fatta? No, niente, sto signorino, ma L'anatomia. Senti, io sto sta telefonando se c'è, perché poi andremo verso il gran finale fra una quindicina di minuti, ci sarà la fine anche delle... Anzi, non mandarla perché il maestro sta accordando la tastiera. Ciao. ma non non sta dicendo, se no mi caccia via parte fuori. Mi caccia via parte fuori, mi caccia. Ciao Sanchez, buonasera, ciao. Se ne chiudo Leone. Poi leva priesta aiutanti capurarezza Esti nasti aiutamati Cazzumarie cosa di abbracciare vicino Acima ancora pensaš passare sommarano
sapienza, come stanno a zuppare, e dirò pure stelle, tu fai a sempre abbracciare vicino a cima ancora non c'è spazzato Stiamo al supermercato, Ferdinando. Perché, scusa Peppe? Hanno fatto prenda uno e prenda due e paga uno. Ma che non è niente. Due canzoni in da una. Lo spettacolo che stiamo portando ancora, pensa che lo spettacolo nostro sarebbe finito a ottobre Ferdinando, ma in scorso. tutta la visione quando è finito? No, Peppe, quando si fanno spettacoli, quando c'è il periodo di spettacoli in televisione non si può andare perché sennò è finito. Si vedono in televisione la gente non viene più a teatro. Quindi a me pure mi volevano portare la vita, o gli attori mi voleva. Un manicomio dovevi portare? No, gli attori, quello che va a sera, quello che sta in Coppa 5. Ah, Maurizio Costanzo. Voleva, ma tu ci vuoi andare? Io ci mando. No, io volevo, però non ci hanno trovato che sorda. Ah no, chi non va a nessuno, anzi chi dei poi sono. Volevano. Senti Peppe, stavo dicendo che la cosa bella è che lo spettacolo ufficialmente avrebbe chiuso la stagione teatrale il mese di ottobre-novembre, però la cosa importante è che è stato ancora richiesto, per cui siamo al mese di maggio e lo spettacolo sta ancora in piazza, sta ancora nei teatri, per cui approfittiamo per salutare tutti gli amici di Turo di Caserta che, scusate la presunzione ma deve essere così, andremo a deliziare con le voci di Franco Cipriani e Pamela Paris il 28 maggio, quindi a Turo di Caserta. Siate contenti? Ma sta la signorina Caianiello al telefono. E venite in massa perché poi dopo non penso che riuscirete a vedere uno spettacolo così bello. Sicuramente ne potete vedere uno più bello in futuro, però bello come questo secondo me, forse perché noi amiamo questo tipo di spettacolo che ci ha dato tanto. Diciamo anche che questo spettacolo è accompagnato da una maschera da Pulcinella, sì, il personaggio, un attore, da Gino Farinelli. Gino Farinelli. Stanno da vestito allora. No, Farinelli è il cognome. Chi c'era telefonata, Peppe? Che dice? Caianello. Pronto? Buonasera. Buonasera. Signor Polizio Navalano, poi che ci canta. Io per non posso gridare più di questo. Madonna mia, signor Polizio, come me con il microfono avanti, che volete? Parlate più e si canta, signor. Voi mi sentite adesso? Sì, se Peppe se sta zitto noi lo ascoltiamo, però lei ci mette un po' di collaborazione a parlare un po' più. Va bene, io voglio salutare un po' tutti quanti. Come si chiama lei, signor? Io mi chiamo Rosaura. Rosaura, che bello. E mi dispiace perché io quante volte avete partecipato al programma non ho potuto mai chiamare. E voglio salutare a Franco Cipriani, grazie. a Pamela Pari, grazie. a Peppe. E i maestri musicanti, signor, non vi ascoltate? Certo, sono belle, tutti quanti che allo studio. I miei complimenti, un applauso per tutti voi. Un bacione a Concetta, a Franco, perché Concetta diciamo non è una sfegatata di te, Concetta apprezza la buona canzone, la buona voce. Che volete dire che non ho posto che signor? No, lo ammira
e purtroppo per lei c'è solo e sempre Cipriani. Ciao Cipriani, tu mi sei entrato nel cuore quando hai incominciato a fare Malinconia d'amore. Non è la sola, signora. Sì. Poi ho scoperto anche Luce alle stelle. Sì. E infatti chiedo quasi sempre quella, e Pamela Paris e tutti i suoi brani che non me li ricordo, Sono tanti. e penso proprio che sia stata lei, tu Pamela, che hai declamato Mercury da Madonna Carmine. Bello, infatti. Gliela chiediamo in finale, Se non vi dispiace me lo fate questo favore. Allora quando no? la signora fa Mercuria me lo qua mi dico l'Ave Maria. Ragazzi, no, per l'Ave Maria non c'entra. Signor Maddonucci, non vi preoccupate. Già ci stanno tutte Ave Marie qua a casa mia. Abita in una chiesa? Eh? Abita in una chiesa? No, non abito in una chiesa, abito in un convento. Vabbè, siamo lì, insomma. È un bel posto. Capisci a me, c'è un altro. Ho capito, Un bacione Rosario, a ho tutti capito. nello studio, a Ugo, tutti quanti conduttori e conduttrici, tesserati, non tesserati, quelli all'ascolto. Il terzo l'hanno scaduto, signore, i soldi non ha mandato nessuno di giù. Rosaura, Giuseppe, Rosaura. devi aspettare un po', dimmi. ti posso fare un complimento? Perché, amore? Hai una voce che è stupenda, È dolce, guarda, una vero? dolcezza È No, ti infinita. ringrazio, la voce tua è stupenda. Veramente. È un amore di voce. Comunque io vi voglio augurare un oceano di LP, d'accordo? E tanti complimenti e tanti applausi per tutti voi. Un bacione a Nando che accompagna sempre il suo Beppe. Grazie, E il suo Riccardo. Beppe è una persona squisita, infatti quando Pure a Mario mi accompagna a me. lo vogliamo tutti quanti, perché Don Beppe è Rosaura. qualcosa di classico che ci mancherebbe. Rosaura, È vero. io da parte mia e di tutti i presenti ti auguriamo tanta salute e serenità. Io Va ti bene? ringrazio. Stai E bene. allora vi dico solo questo piccolo pensiero e un passaggio. Voi siete tutto per me e nessuno meglio di voi potrà essere il gusto dei miei iscritti, va bene? Bene. Bellissima. Rosaura, anche se dovessimo andare oltre la registrazione, ti promettiamo che ascolterai un Io Mercury da ascolto, Madonna è Carmine, va finita la bene? pubblicità e poi ho cominciato all'ascolto. Va bene, Però prima non ne potevo. va bene. Signore, vi ringrazio, mi Grazie. dispiace che non ha chiamato ancora nessuno. No, noi non stiamo accettando telefonate, ne prendiamo qualcuno ogni tanto, se no il programma, come si suol dire volgarmente, fa farsi friggere e diventano tutte telefonate. Anzi, ci scusiamo per quelli che non abbiamo risposto. Telefonare. Bene, Ragazzi, grazie. buonanotte. Buonanotte, Rosaura. E buon fine settimana. va bene? Grazie. Buonanotte. Grazie, Un buonanotte. bacione a Ugo, un bacione a tutti. Buonanotte, Grazie. signore, Buonanotte, buonanotte. Giuseppe. Buonanotte, signora. Buonanotte, Nando, buonanotte a Gennaro. Grazie. Ah, no, mi sto consolando, vedi? Dopo quei bei sospiri con Pamela, non mi sorbisco un altro bel caffè. Ma insomma, la non vuoi so. smettere? Ma sai Perché, che ti scusa? fa male a te Ma il perché fa caffè? male, Il troppo scusa? caffè fa male. Il caffè fa bene. No, rende nervosi. Il caffè fa bene. Per me, a me mi calma, scusa. Per Ma me è un calmante. fatto strano, È guarda. corroborante, è tonico, è eccitante, fa fare i figli maschi. Ma secondo me tu non tanto il caffè, ma il latte, devi bere molto latte perché Sì, viene una colite, vedi, disintossica. viene una colite con latte, viene la hai colite. capito? con Disintossica il Statemi a latte. sentire, Ma ragazzi. già mai ripetuto. Statemi bene a Mai sentire. ripetuto latte, eppure mi dovuto sempre in basta. Beppe, state zitti, perché mo ci spiega perché un caffè è la meglio cosa. Sì, indubbiamente. Un latte è buono, la cioccolata è dolce, eppure la camomilla bene fa. Rinfresca l'orzo, ma o vino, o vino. O vino fa felice, ma solo l'acqua a sete fa passare. E un milione di gente in Napoli, come me, vabbè, non possono sapere niente e campano col caffè. Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa e nessuno si spiega perché è la vera specialità. Quando il caffè che si sente per sta città, io nervoso con me, ogni tanto si va a pigliare. Mentre nasce tu senti un bebè che dice, uè, un po' di caffè.
E l'inglese si scordano te, si viene a sapere l'espresso crea. Che bello caffè, stanno bello sanno. E a così si è scoperto perché capo tutta giornata, una tazza bonata, s'accatta, si squarcia, si beve un caffè. Che bello caffè. Hai capito perché io prendo sempre caffè? Hai capito? Oh. Allora, una bella giustificazione. è bello. Cipriano. È bello. Cipriano. Oui. Tocca a te e poi il gran finale Pamela perché o volete fare viceversa? No, vai. Abbiamo i 10, no? 10 minuti abbiamo, pare. Meno? Meno, allora fai pa me, vai. Fosse meglio assente il primo mercoledì la Marondo Sì, signora. e poi a un franco fa chiusarata. Allora, di Ernesto Murolo, cosa che disse già in passato, ha lasciato questo brano in eredità, è stato lasciato dalla grandiosissima Teca Lascarano a Pamela Paris. Ascoltatela in religioso silenzio e se non fate in tempo l'ascolterete durante la notte. Un Mercury da Madonna Carmena, dalla voce di Pamela Paris. Chiove, copia campana a chiesa Carmena sto Mercury dei morti. Fanchiglia e secatura tutta a chiesa, gente inzappata fino e sotto le porte. E so femmine rindolavano, negoziante vascia a conciaria, signora aristocratica, paziente, Ferrari Sant'Eligia, marinara. Femmina malamente don largare baracche a ferrovia. E per mezzo a sta folle di faccia gialla, sciumunuta, pe guaia, di serie schiante, una tanfe pezzacaglia e sudore. Guardano tutto quanto in coppa all'altare maggiore, a do uno massa argento, mentre s'aspetta a benedizione con l'organo che suona, luce fra cera e incienso sacramento. E tra se ghiaccia rinda sacrestia con maffile e formicola da gente. Chi si ferma innanzi a scrivania per fare di qualche messa a un parente, e chi caccia un risordo con libretta per firmare a San Mani la bedina. Ve hanno richiamato lo distretta, quel lento all'occhio, e viri anche in faccia, con la moglie vicina, con un figlio per mano, è nata in braccio. E chi guarda appeso muro una giacchetta esordata con pietta spirtusata, una palla e scoppetta. E a Pisa c'è sta scritto: caro tenuto Alfonso, invocando la Vergine, fu salvo. Qualche femmina chiagna, nata, ponata, si è già formata una processione innanzi alla cappella dove sta consacrata a Maronna in persona, arda cappella po' calore di cera, perché sti mura attorno con migliaia di ritratti esordate, guardie finanze, muzze, bersagliera e ognuno è l'ora, tenasore a mamma che vascio guarda fissa e chiagna e o chiama e da noi chiama Maronna è nata issa. Che scongiura, quanta preghiera, vuta, promessa, lacrima. Che può? Sta dicendo una femmina gravante in faccia a Maronna. La vita mia, io ti rompo, ma non mi fa morire pure a chi state come a chi la di tu ti tieni a stregnuto, figli tuoi. Io mi me ne vado sotto, ciao. Ogni casa nuova, dice una vecchia, e che lato è più forte. Che può più? Ma pure c'era, via. Dice una ricchi, ma anche ricchino, via. Ma sto lavando e scanna sotto niente. Che può più? Chiagnano tutto quanto. A poverella con la voce più abbrucata, scavazza, arrampicata per grare addosso quadro arditamente, mo' minaccia la Maronna a tu per tu. Ehi! Guardami a me, con te che sto parlando. E spalla la cappella, la folla rinda a chiesa vera, senta, si muove, sta spiando. Con te che laccia,
quando fui pa' morte Gesù Cristo in croce, tu hai chiagnuto una vita sana sana, e delle lacrime mai non ti importa, non ti importa. E come una pazza stesa mania tuzzuriata in faccia alla strasanta, ma tutto insieme arata tali strille che ha rivutato a chiesa tutta quanta. No! Chiagna Lucava, chiagna! Lui che voce, alla nostra voce, è overa, non sa sta mano aperta e consacrata che nessuna toccata, due, tre voci confuse e poi scende e poi tutta. È overa, chiagna Maronna, Non abbiamo parole assolutamente, è stata una serata. Mi sono tagliato prima da che. No, Peppe, vedi? Troppo bello. Questo vuol dire che tu sei una buona persona. Io ti visto che io non affonso un bacio muro a pensa. Ci avevo fatto almeno fatti pescarire, fatti fiscale. Grazie signor, grazie. Peppe, questo Prego, ci fa notare che tu hai un animo buono e sensibile. Sensibile, non c'è certo problema da me, sensibile. E vorrei Quindi. tanto dedicare questa poesia con l'augurio che questa guerra maledetta possa finire al più Ti presto assicuro possibile. che è una cosa di pochissimi giorni, si sa che finirà. Speriamo, lo spero Andiamo di tantissimo. subito Milo Ciccola, come si chiama? Deve veramente spara una morire. bomba a Dai capo, tuo Peppe. sangue, dai tanto. Allora, parliamo seriamente. Io penso che sia stata, vero Franco, una serata all'insegna innanzitutto dell'arte canora di voi due e della comicità, dell'allegria che ci ha reso così il nostro Peppe di Camaldoli. Chiede scusi, sì, ho sbagliato qualcosa. No, niente. Signor, mi scusate voi. Guarda, leva la È capa stato allora, un guarda. piacere. Guarda Alberica, guarda un po' la capa Alberica, Peppe. Amiche, Com'è che la capa? Come la vive? che non posso dire. No, vabbè, ma Come la capa vostra, vita, vabbè, allora, buono. allora, una capa buona. Poi c'è Alfonso che ringraziamo insieme ad Alberico per la bella collaborazione. Io da parte mia ringrazio Pamela Paris, ormai potrebbe diventare della retorica. Io quello che vorrei tanto, dire. scusami Nando, ti ringrazio, vorrei tanto ringraziare la disponibilità delle persone squisite di Radio Jolly, che ogni tanto ci danno questa disponibilità per esporre il nostro amore verso la canzone napoletana. Ed è un messaggio d'amore ogni qualvolta siamo qui, riuniti. Io ringrazio Nando perché quante volte si organizza un qualcosa, tiene presente Franco Cipriani, Pamela Paris, e in onore io sono del grande, uno di quelli che ama la qualità e non la quantità. infatti, per questo Ecco ti perché. ringrazio. Dunque, per gli ascoltatori, molte volte delle persone quando organizzano una cerimonia, una cosa, non sanno a chi rivolgersi e come. Io vi dico, per contattare artisticamente Pamela Paris o Franco Cipriani, o se mi consentite pure a me, se qualche volta volete chiamare, voi fate capo a Radio Jolly che si metterà senz'altro a disposizione. Va bene? Sì, ma parlate con Ugo Bene. però. Parlate con Ugo, vi parlate con Peppe, chi lo Vi chiama? parlate con Per niente Peppe. Peppe vado a una percentuale, Amore, non voglio niente. Basta campagna da prezzo, non voglio niente. Peppe saluti, poi facciamo un finale con Cipriani. Sì, perché dopo salutiamo noi poi Canton Franco. Anton Franco Perché penso che ha trovato con Bangarello annanzi, Don Franco. Non ha chiamato ma su Francisca. la cassetta è piccolina. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie per Buonanotte, l'ascolto. grazie. Non spegnete la radio, fino alle 10:30 domattina potrete ascoltare. Ciao da Nando Iannuzzi e da tutti gli amici di Radio Jolly. Buonanotte a tutti, buonanotte. Grazie Peppe.